Buongiorno da Portoviro, giornata straordinaria per la giornata delle associazioni. Cominciamo subito con Guolo Racing all'apertura. Oggi non si parla di politica. Di accordi però. E seguiamo i vari protagonisti. L'Avis, buongiorno signori, buongiorno. Questo che associazione è questa? Associazioni d'Arma, raduno dei bersaglieri. Grazie signori. Plastic Free, buongiorno Plastic Free. Ciao caro. Buongiorno, ciao. Rosolina Rugby, buongiorno signori. Signor Finotto sempre presente. Qua siamo allo stand delle dune. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Stand di Associazione Leucemie AIL, buongiorno. Buongiorno. Come butta? Bene. Siamo qua. Ciao, grazie, complimenti. Associazione Nazionale Giovani Esploratori. Allora, non potevano mancare l'Associazione Nazionale Giovani Esploratori, che siete all'interno degli scout. Sì, esatto. Scout Agesce o? È un'associazione nostra che ha creato una persona qualche anno fa, il nostro presidente che adesso è andato a fare un giro all'oratorio, è andato a mostrare l'oratorio ai ragazzi, e abbiamo 3 sedi in Italia, una a Domodossola, una a Calto in provincia di Rovigo e una qua a Portoviro nella frazione di Cappellino. Benissimo. Giovani? Esploratori. Ciao ragazzi. Buona giornata. Altrettanto. Vi aspettiamo. Non potevano mancare gli arcieri, buongiorno Mauro. Allora, aspetta che c'è anche un giovane arciere qua, quindi è giusto. Arcieri anche voi? Tutti quelli in divisa siamo tutti arcieri. Allora Mauro, arcieri da dove? Da tutte le parti del Polesine, non sbaglio? Da tutte le parti del Polesine, arcieri Delta del Po, infatti il nostro nome vuol comprendere il Basso Polesine, diciamo, ecco, quindi la zona che rimane sul Po e verso mare. Grazie Mauro. Prego. Non solo il direttore. Con Don Carlo, diciamo l'amministratore di San Giusto, una giornata particolare, che giornata bisogna aspettarsi da questa? No, una giornata di famiglia in cui le associazioni possono presentare la loro attività, presentarsi per quel che sono e per quel che fanno nel territorio in un contesto, quello oratoriano, che lavora per la città e per il territorio da decenni ormai. Ecco, il 1° maggio è un'istituzione qua, praticamente penso dagli anni 60-70 che si rinnova. Sì. E appunto si rinnova. Come riuscite a rinnovarlo? Perché poi avete un ricambio generazionale e tante generazioni che contribuiscono al successo. Beh, certo, tutto questo è possibile perché c'è qualcuno che si rimbocca le maniche ogni anno e questo qualcuno chiaramente ha vissuto l'oratorio da ragazzo o continua a viverlo o magari ci è entrato come genitore di qualche ragazzo e quindi semplicemente il rinnovo lo garantiamo attraverso l'avvicinamento con i giovani sempre. Questo ci permette di portare avanti questa iniziativa e anche tutte le altre iniziative durante l'anno, perché questo l'oratorio chiaramente ha nella festa dell'oratorio del 1° maggio uno degli eventi, ma non si conclude tutto qui. Ci stiamo preparando alle attività estive, ci stiamo preparando ai campi, ci stiamo preparando poi a iniziare un nuovo anno del prossimo autunno di formazione e di educazione per i giovani. Lunga vita a San Giusto. Lunga vita a San Giusto. E dopo Don Carlo continuiamo con la nostra carrellata. Qua siamo alla scuola di basket SBT. Ciao ragazzi. Ciao. Buongiorno. Buongiorno con gli amici di Barriere Invisibili, ciao signori!
Sì, chiedo su anche Ma naturalmente. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Comunità di Villareggia. E finiamo con Ritmo Caliente. Naturalmente vi ricordiamo che tutta la giornata, tutta oggi ci sono queste associazioni in Bella Vista e complimenti a San Giusto. Ciao ciao!